rassegno l'impresa della stagione, amici di Directasport.it, di Sardegnasport.com. Un buon pomeriggio. Le immagini arrivano dal parquet di via Pessagno, dove la Virtus Cagliari tra poco affronterà il Sanga Milano in quella che potrebbe essere una gara decisiva in chiave salvezza. Ringrazio e saluto il patrono della Virtus Cagliari, Riccardo Fava. È un'altra Virtus, quella degli ultimi 2 mesi, e tanti, non so se può essere d'accordo con me e con tutti gli addetti ai lavori, dicono che se questa squadra avesse iniziato il campionato un pensierino ai playoff lo avrebbe potuto fare. Per iniziare un campionato con questo organico avremmo dovuto organizzarci in un altro modo, anche economicamente sicuramente, per cui non eravamo in grado di poterlo fare. Poi abbiamo avuto una serie di difficoltà e di problematiche che vuoi per infortuni, vuoi per mancanza di organico ci hanno impedito di prendere qualche vittoria nel girone di andata. Certo è che è stata una mission impossible questa del girone di ritorno. Riuscire ad aver fatto quello che abbiamo fatto anche sino adesso è già positivo. Non abbiamo ancora concluso nulla perché siamo ancora in una fase dove stiamo abbondantemente ancora rischiando, per cui dobbiamo per forza incamerare i punti e cercare di scrollarci di dosso a questo ultimo posto che abbiamo ormai agganciato, per fortuna. Una mission impossible che sta assumendo contorni interessanti. Io ho detto 3 gare alla fine, in realtà siamo alla quart'ultima giornata, però la Virtus ha già recuperato, ha già giocato la gara con Scrivia, l'ha fatta sua, quindi è di fatto a pari punti con Bolzano, anche se Bolzano dovrà recuperare una partita. Calendario alla mano, noto anche che c'è un ultimo match, quello col San Salvatore, che anche quello potrebbe assumere contorni interessanti. Quell'ultimo match probabilmente io spero che non debba essere decisivo per tutte e due le squadre, perché anche il San Salvatore in questo momento non è certo della posizione in classifica che otterrà. D'altro canto arrivare ultimi noi o penultimi noi vorrebbe dire trovarci all'ultima giornata a dover conquistare 2 punti con San Salvatore. Io spero che loro non ne abbiano bisogno vitale come li possiamo avere noi, perché sennò sarà un match combattutissimo. E ricordiamo peraltro che anche il San Salvatore potrebbe, come ha detto il Presidente della Virtus, essere risucchiato nella corsa playoff. Ricordiamo anche un po' il regolamento: l'ultima retrocede diretta, dalla penultima sino alla quintultima si giocano invece i play-out. La Virtus è a 10 punti insieme al Bolzano. Come detto, l'avversario di oggi, il Sanga Milano, arriva da 4 vittorie consecutive, l'ultima sconfitta con Albino, una squadra che ha cambiato 9 decimi rispetto alla passata stagione, una squadra che ha obiettivi e fame importanti. Sì, loro stanno cercando a tutti i costi di conquistare il 3° posto, che gli permetterebbe di, eventualmente andando avanti nei loro playoff, di evitare uno scontro poi con la prima in classifica, che arrivando quarti, necessariamente superando il turno, al secondo turno si troverebbero la prima in classifica, 1 su 4 è Broni, e quindi loro vorrebbero evitare di trovarsi quarte in classifica. Faranno di tutto per vincere oggi, perché me lo immagino. D'altro canto noi all'andata abbiamo perso di un punto in casa loro, senza questo organico, senza Silvia Sarli, senza Rinolfi, quindi che Dio ce la mandi buona. In effetti questa è una Virtus che sembra non soffrire di timori reverenziali, è andata a perdere con la capolista solo di 2 punti con Bruni, insomma può davvero succedere di tutto. È una squadra che ci può dare delle sorprese, anche come quella dell'altro giorno, dove siamo andati a Vicenza, non abbiamo avuto la testa a posto, appunto l'abbiamo persa, l'abbiamo buttata un po' dalla finestra. Presidente, chiudo con la mia solita insana curiosità: si gioca a 300 metri, la prima semifinale, gara 1 della C regionale. Che cosa si inceppa in termini di comunicazione? Perché 2 gare così importanti in una Cagliari? C'è stato un problema di organizzazione dal punto di vista della scelta del palazzetto. Il palazzetto è stato fuori tempo, cioè non si poteva più organizzare uno spostamento di gara perché i tempi tecnici del comune per dare in affitto il palazzetto all'Olimpia erano più lunghi e quindi non sono riusciti loro a spostare l'orario, e se no avremmo avuto magari tutt'altro pubblico, sia noi che loro. Certo, grazie. Allora io ringrazio il Presidente Riccardo Fava, vado a guadagnare la mia postazione di commento, sarò accompagnato dal nostro Marcello Oggiano che si affaccia, ci darà una mano nel commento di questo match. Ricordiamo Virtus Cagliari e Sanga Milano, 10ª giornata di ritorno di questa Serie A2 femminile girone A, una Virtus che arriva da una striscia positiva nonostante una sconfitta con Vicenza negli ultimi 40 minuti di questo
momento di questo campionato, ma una Virtus che ha davvero tutte le carte in regola per provare a conquistare altri 2 importantissimi punti casalinghi e continuare questa storica, perché sarebbe davvero una storica conquista della salvezza. Allora intanto qualche operazione di cambio microfono e poi subito saluto il nostro ospite, pronti per Virtus Cagliari Sanga Milano. Allora tutto pronto per la palla 2 di questo Virtus Cagliari Sanga Milano. Intanto ringrazio e saluto Marcello Giano. Buonasera Marcello. Buonasera. Andiamo a raccontare questo match, lo facciamo intanto andando a raccontare, ad evidenziare quello che è lo starting 5 sul cerchio della palla 2. La vedete con il numero 1 la portoghese Lavinia Gomes da Silva, classe 1988, con il numero 4 Federica Pozzecco, con il numero 7 la vedete adesso in possesso di palla subito nel tentativo di tripla Roberta Martelliano, con il numero 10 tutto l'atletismo di Giulia Maffenini, l'unica rimasta dal roster della passata stagione, il roster ricordiamo allenato dal confermatissimo Ugo Franz Pinotti. A chiudere lo starting 5 della formazione lombarda con il numero 18, l'altra lunga si tratta di Martina Piccotti. Sul fronte Virtus invece a portare la palla con il numero 14 la nostra Giada Ballardini, con il numero 17 Carolina Scibelli, una delle più prolifiche giocatrici della formazione virtusina, con il numero 29 Silvia Sarni, l'ultima arrivata, anzi la penultima arrivata in virtù dello scambio con il San Salvatore Selargius, con il numero 8 la Sabrina Pacilio, e poi ancora con il numero 4 Mia Masic. Si è giocata appena 50 secondi. Marcello, che tipo di match può essere? Non mi sembra ci sia grandissima tensione in campo, è un match che deve ovviamente ancora decollare. Anche a te però l'atletismo della numero 10 di casa milanese dà la sensazione, parlo ovviamente di Giulia Maffenini, dà la sensazione di avere un qualcosa in più in questo match. Sì, e anche l'altezza del tiro da fuori della ragazza portoghese che ha appena tirato. Ora c'è contropiede per la squadra virtusina. E arriva anche il tentativo di tripla di Giulia Sarni, che regala dunque il primo vantaggio di casa virtusina. 3-2 il risultato, avanti con Milano. Il canestro ancora per Milano, risultato dunque di 4-3, può ripartire la Virtus con Mia Masic, l'1 contro 1 giocato contro la giocatrice lombarda numero 7, si tratta di Roberta Martelliano. C'è poi una palla che finisce fuori, la Virtus dunque nuovamente palla per Milano, la rimessa è per la numero 4 Federica Pozzecco, può far ripartire l'azione per Milano Roberta Martelliano, giusto qualche minuto per poter studiare le giocatrici in campo. La palla sotto, spalla canestro per la numero 18 che commette forse anche un po' in frazione di passi, Martina Piccotti. No, ancora per Giulia Sarni, l'1 contro 1, no, la palla arriva poi per Pacilio, può giocare spalla canestro la nostra Carolina Scibelli, che però sbaglia un canestro facile. Può ripartire Giulia Maffanini, come ho detto l'1 contro 1 di Giulia Maffanini, lo scarico da dietro l'arco per il tentativo di tripla, ancora in questo caso corto, di Federica Pozzecco. La palla è dunque fuori. E può ripartire la Virtus. 4-3 risultato, si sono giocati appena 2 minuti e mezzo di gioco. Salutiamo intanto tutti coloro che ci seguono anche dal capoluogo lombardo. Il Sanga Milano è una realtà davvero molto importante nel territorio, e sicuramente sarete intanto a seguirci l'1 contro 1 di Maffenini contro Pacilio. Brava Pacini in questo caso a rallentare l'offensiva milanese. Milano che può ripartire con 16 secondi da giocare per questo nuovo attacco. Ancora la palla per Maffenini, l'1 contro 1, c'è il blocco portato, anzi il cambio difensivo di Carolina Scibelli. La palla è sotto per la giocatrice portoghese Gomes da Silva. Canestro facile per Milano che si porta avanti di 3 lunghezze. Come detto, la Virtus ha già giocato il match, quello che sarebbe dovuto essere della prossima settimana, quello con Scrivia. Lo ha fatto andando a vincere una importante partita che vale l'aggancio con Bolzano, e dunque la corsa con la formazione proprio di Bolzano per evitare l'unico posto che condannerebbe alla retrocessione. Ancora il canestro dell'ottima Giulia Sarni, che dimostra di avere un grande impatto. Marcello, che tipo di gara vedi?
Vedo una gara in cui Milano ha una parte atletica molto, molto superiore, con la numero 10 Giulia Maffeini e con la ragazza portoghese che gioca molto spesso spalle a canestro, molto fisica, prende gran parte dei rimbalzi, adesso segna. Trova anche un canestro non facile, perché è un canestro conquistato con l'utilizzo del corpo. Giocatrice portoghese classe 88, anche lei è certamente una delle bocche di fuoco di questa formazione milanese. Adesso andrà in lunetta per un ulteriore tiro supplementare, che però non va a segno, e dunque è la Virtus che potrà proseguire nella sua nuova offensiva. Mia Masic, la vedete con la maglia numero 4, l'1 contro 1 contro l'avversaria lombarda. Ancora Giulia Sarni, la palla per Sabina Pacilio, elude il blocco il tentativo difensivo di Giulia Maffenini. Qua c'è un fallo fischiato probabilmente proprio a Maffenini, vediamo il direttore di gara. No, è fallo del numero 1, dunque si tratta fallo della portoghese, probabilmente un blocco irregolare in questo caso. Sì, un intervento in ritardo della giocatrice portoghese sulla numero 29 della Virtus, e ora ce n'è rimessa al fondo per la Virtus. Un ottimo schema che vede una conclusione sfortunata da parte della Virtus, un contropiede 3 contro 2, ben condotto, palla alla ragazza portoghese, la difesa si è schierata. Qui bisognava forse attaccare con maggiore velocità, in questo caso Milano. La palla poi arriva nelle mani di Maffenini, tenta la tripla, 8-5 risultato, Milano è avanti a 5 minuti e 26 dalla fine di questa prima frazione. Per Milano è una gara importante, abbiamo sentito il coach Ugo Franz Pinotti nella fase di riscaldamento. Il desiderio è quello di agganciare Crema nella seconda posizione. Crema è a 36 punti, Milano è a 30, e bisogna certamente fare tanto, vincere praticamente tutto in questa fase finale del match. Intanto ti ho visto, Marcello, non sei molto d'accordo su questa scelta arbitrale? No, la scelta è ottima, stavo commentando il fatto che la numero 4 Mia Masic sia veramente una giocatrice molto, molto valida, alta e con una buona velocità, e un 1 contro 1 veramente notevole, riesce a trovare il fallo col canestro buono in questa situazione e converte anche il tiro libero, veramente un'ottima giocatrice. Riparte Milano sul punteggio di parità, 8-8, a 5-10 da giocare. Pozzecco, palla ancora per Maffenini, brava a giocare l'1 contro 1, ma altrettanto brava Carolina Scibelli. Commette poi infrazione di passi la giocatrice milanese, no, anzi fallo di Carolina Scibelli, e dunque sarà nuovo attacco per Milano. Directasport.it, sardiniasport.com, la web tv dello sport sardo, ben 6 eventi in questo weekend, tanto volley con il Capodorso Palau, Serie B2 femminile, impegnata nei piani altissimi della classifica, ma anche il meglio del volley maschile regionale, con il match commentato dal nostro Roberto Rubio, che trovate proprio su directasport.it in questo momento, insieme a questa gara tra Virtus e Milano in diretta streaming live, il match tra Sandalion Quartu e New Volley Cagliari, e poi ancora domani lo speciale sull'atletica leggera, la Gran Fondo del Sulcis, e poi ancora tanto basket con le gare del Cus Cagliari a 1 femminile e del big match Sustentu Sinedice regionale. Hai detto, Mia Masic è una gran giocatrice. Mia Masic in questa occasione è anche brava a farsi trovare al posto giusto nel momento giusto, deve semplicemente appoggiare con la mano lontana, la mano sinistra a tabellone, per il nuovo punteggio, il nuovo pareggio che vale il 10-10 per la Virtus. Piccotto, l'1 contro 1, un po' forzato in questo caso, la palla però arriva per Gomez da Silvia, ancora per Maffenini. Buona questa Virtus, soprattutto in chiave difensiva. Virtus che può ripartire, intanto è entrata sul parquet, la vedete, con la maglia numero 9 Beatrice Mastio. Pacilio liberissima, può solo cercare e provare a centrare la tripla, non è invece fortunata, la palla schizza via e torna nelle mani di Milano. Ancora Maffenini, Gomez, l'1 contro 1 con Sarni, ancora Gomez, la palla però poi arriva nelle mani della giocatrice con la maglia numero 11 Piccotti. Può ripartire la Virtus con Mia Masic, Sarni. Si gioca molto soprattutto sul perimetro, qua c'è il fallo, non è stato un primo passo particolarmente prestante quello di Giada Ballardini, c'è comunque il fallo di Pozzecco. Non ha dato il tempo alla bloccante di effettuare appunto il blocco, ma fortunatamente la giocatrice milanese ha commesso fallo, di conseguenza la rimessa è comunque virtussina. Mia Masic, l'1 contro 1, si incarta dentro l'area, non si aspettava questo raddoppio difensivo, raddoppio che poi non c'è stato, perché in realtà Martina Piccotti è andata a seguire la sua giocatrice. In ogni caso Mia Masic si è poi incartata dentro l'area, brava in questo caso
la giocatrice milanese a mettere le mani subito sulla palla per fermare l'offensiva della giocatrice con la maglia numero 4. Ancora Mia Masic, però non ci sta e trova un gran canestro, se vogliamo un canestro di testardaggine, che vale il primo sorpasso Virtus, 12-10 il risultato, 3 minuti e 20 ancora da giocare. Mia Masic mi sembra la giocatrice che sta avendo un impatto maggiore sulla partita e soprattutto può sfruttare l'altezza maggiore rispetto alla sua diretta marcatrice, è un'esterna, nonostante questo è molto alto, ha preso adesso un ottimo rimbalzo, braccia lunghe e di conseguenza è forse la giocatrice che sta avendo un impatto migliore sulla partita per quanto riguarda la Virtus. Intanto il Milano continua a litigare col canestro, non è fortunata, si sta affidando molto al tiro da fuori, complice anche una difesa da parte della Virtus molto attenta in tutta la zona del pitturato. Milano che non sta riuscendo a esprimere tutte le proprie potenzialità, soprattutto in Giulia Maffenini, tenuta molto bene a bada dalla nostra Sabrina Pacilio. La palla era vacante per un attimo, vedete che Milano ancora una volta sbaglia da dietro l'arco ed è la Virtus che può ripartire con Ballardini. Esce Giulia Sarni, palla sotto, un po' lunga in questo caso, non si capisce con Beatrice Mastio, in questi casi si dice che l'errore è più nel passatore piuttosto che nel ricevente, sei d'accordo? Sì, in questo caso sono d'accordo, il passatore ha fatto un passaggio leggermente abbondante per la giocatrice che non era ancora in una posizione corretta e quindi non è stato possibile l'aggancio. Ora c'è un 1 contro 1 da parte della giocatrice milanese che ha un atleticismo veramente superiore alla sua diretta marcatrice e riesce ad andare a tirare in questo caso. Ora riparte la Virtus, ottimo contropiede e purtroppo sfortunata Mia Masic, purtroppo. Di fatto prima abbiamo visto la prima vera penetrazione di Giulia Maffenini, è uno dei numeri della giocatrice lombarda che usa tutta la sua esplosività di gambe per andare dentro ed appoggiare semplicemente a tabellone senza che nessuno in qualche modo riesca a seguirla. 12 pari e solo poco meno di 2 giri di lancette ancora per chiudere questa prima frazione, match dunque che si conferma in equilibrio tra le due formazioni, quella virtussina e quella lombarda. La palla adesso è per Pacilio, c'è l'1 contro 1 proprio con Maffenini, Mia Masic, c'è Martelliano invece a fare guardia su di lei, pallone per Giulia Sarni, molto brava in questo caso a tagliare verso canestro e sfruttare tutta la sua giocatrice. Ricordiamo Giulia Sarni, la penultima arrivata di Casa Umbertide, giocava in Serie 1 in Virtus dallo scorso mese di gennaio, il primo vero intervento di mercato del presidente Riccardo Fava per provare a inseguire una salvezza che soltanto 2 mesi fa sembrava pura utopia e che oggi è assolutamente qualcosa di più che tangibile. Cambio per Milano, esce la numero 4 Picotti ed entra invece la numero 17, si tratta di Cecilia Albano, un'altra giovanissima classe 96. Milano che praticamente al di là del roster, dove peraltro la più anziana tra virgolette è la portoghese Gomes da Silva, può vantare davvero un roster giovanissimo. Pensate, tante classe 96, oggi addirittura in campo Giada Perini, una classe 98 in virtù della influenza che ha colpito con una febbre altissima, addirittura una febbre a 40, la altrettanto giovane Valentina Ruisi, guardia del 1995, anche lei è arrivata a gennaio alla corte di Franz Pinotti. Torniamo su questa partita che vede nuovamente la formazione milanese avanti con Giada Ballardini che non è fortunata in questo tentativo di tripla, la palla si poggia sul ferro, ci rimane anche qualche istante, poi però scivola via e torna sul parquet. Palla sotto per Gomes da Silva, tentativo di Martelliano, la palla è ancora lunga, il rimbalzo di Maffenini che a dispetto di non tantissimi centimetri dimostra di avere un atletismo davvero fuori categoria. Sì, probabilmente è forse la più bassa in campo, ma veramente delle doti atletiche di indubbia qualità. Ora c'è un 1 contro 1 con una pressione da parte della Virtus, ricezione sotto e canestro ancora di Mia Masic che si è liberata benissimo sul fondo e riparte l'azione di Milano con una palla recuperata da parte della Virtus e un canestro quasi rubato da parte della Virtus, una disattenzione di Milano. Lo vedete forse con le immagini guidate da Alessandro Farris, lo sguardo di Ugo Franz Pinotti che davvero molto deluso, forse soprattutto dall'approccio della sua squadra. Fatto sta che la Virtus va al primo mini riposo con un vantaggio di 3 punti, 18-15 risultato per noi, 2 minuti di pausa e poi nuovamente qui a raccontarvi Virtus Sanga Milano. Squadra nuovamente in campo per Virtus Cagliari Milano, 10ª giornata di ritorno dei campionati Serie 2 femminile. Girone A, la Virtus chiude i primi 10 minuti con un vantaggio di 3 lunghezze, 18
A 15 per Milano. Intanto, se non sbaglio, è entrata in campo la giocatrice con la maglia numero 4 e si tratta, la andiamo a vedere subito, di Pozzecco, Federica Pozzecco. Intanto Virtus, Sarni. Per la Virtus ovviamente nulla è cambiato, una Virtus che non ha una panchina lunghissima, oltre a Giulia Ridolfi, che ricorderete è stata protagonista dello scambio con la giocatrice l'ex giocatrice della Virtus Zizzola, arrivata a vestire poi la maglia della Virtus Cagliari. Dicevo, Giulia Ridolfi, oltre a Giulia Ridolfi un manipolo di giovanissime, ma c'è anche Valentina Mura, il recupero di Eleonora Fava e poi davvero tante giovani del sempre vivissimo vivaio della Virtus. Giulia Maffenini, Mia Masic, palla fuori, esce dal blocco Sabrina Piacilio, pallone un po' troppo corto questo di Giulia Sarni, e dunque Milano che può ripartire. Giulia Sarni è molto impegnata, soprattutto in fase difensiva, con la ragazza portoghese. Mia Masic sta seguendo e ora c'è un fallo in attacco, ottima difesa di Mia Sarni. C'è un fallo in attacco da parte della giocatrice portoghese, un recupero palla della Virtus. Probabilmente Mia Sarni è molto importante, soprattutto per contenere la ragazza portoghese. E occhio alla paletta, Marcello, anzi occhio ai telespettatori di Diretta Sport.it e SerienaSport.com, perché per la portoghese si tratta del terzo fallo personale e questa può essere davvero una grandissima mazzata, visto che mancano ben 28 minuti alla fine di questo match. Insomma, già avere la lunga di riferimento carica di 3 falli personali è qualcosa di molto importante. Qua è molto brava la giocatrice milanese a mettere per prima le mani sulla palla, poi invece Maffenini che subisce fallo. Inizialmente sembrava potesse essere anche una piccola infrazione di passi, invece subisce il fallo Giulia Maffenini e dunque si riparte con l'offensiva milanese. Federica Pozzecco in possesso di palla, parla per Martelliano, in punta per Gomez, ancora l'1 contro 1 di Pozzecco, la palla ritorna ancora per Martelliano. Come detto, Milano gioca molto sul perimetro, tenta le penetrazioni, ma guardate quanta fatica fa ad avvicinarsi al canestro. Grande agonismo nella partita. Ora, nonostante l'errore di Milano, la stessa giocatrice che ha commesso l'errore si è buttata e ha recuperato e ha costretto la palla 2 della Virtus, che la Freccia comunque premia con il possesso. Riflettevo sul fatto che l'allenatore di Milano ha lasciato in campo la giocatrice portoghese nonostante i 3 falli, nonostante siamo all'inizio del secondo quarto, ed è una scelta veramente rischiosa. Significa che comunque ha grande fiducia da parte della giocatrice, e dall'altra parte dovrebbe Giulia Sarni attaccarla un po' di più a canestro, perché sarà ovviamente costretta a una difesa un po' più morbida. Già, sono d'accordo con te, Marcello. In effetti la scelta di tenere Gomez in panca in un momento peraltro dove Milano non sta certamente dando il meglio di sé, ma è comunque assolutamente agganciata alla partita, dimostra evidente grande fiducia sul carattere della nuova arrivata di casa portoghese Gomez. Ma torniamo comunque a raccontare questo match con la palla che finisce nelle mani sul fondo di Mia Masic, che tenta di sfruttare tutto il fisico. Qui il pallone però è decisamente fuori misura, guardate con quale velocità la palla arriva a Maffenini. Ecco, questo è quello che la Virtus non deve concedere. Dobbiamo cercare di avere una copertura a rimbalzo, sul contropiede veramente superiore, soprattutto quando la palla va verso il fondo. Ci dovrebbe essere un bilanciamento maggiore da parte dei playmaker, anche se probabilmente c'era un fallo su Mia Masic da parte della sua diretta marcatrice, che nonostante l'altezza sta comunque contrastando abbastanza bene Mia Masic, che comunque ha realizzato un buon numero di punti già dall'inizio della partita. Soprattutto poi nel basket femminile si insegna l'equilibrio difensivo, perché se là dove nel maschile c'è forse qualche istante in più per poter recuperare grazie a buon atletismo, in campo femminile se la giocatrice scappa è davvero durissima a riprendere. Soprattutto una giocatrice che ha delle caratteristiche atletiche importanti come Giulia Maffeini, che veramente una velocità fuori dal comune, e una volta che riesce ad avere il campo a disposizione è veramente difficile da sostenere. Intanto arriva anche il primo time out del match, lo chiama Gianni Montemurro, che forse proprio su questo equilibrio difensivo vuole dire la sua. Da giocare, Milano è nuovamente avanti, ma solo di una lunghezza, 19-18. A tuo parere Montemurro che cosa ha detto in panca nel time out prima? Sicuramente si è concentrato sulla parte di bilanciamento difensivo di cui discutevamo anche prima, il contropiede lasciato a Giulia Maffeini, è una tensione maggiore. Vediamo che è veramente molto importante la parte atletica di Giulia Maffeini,
costruiscono un tiro da fuori e un altro rimbalzo di Giulia Maffeini, che nonostante sia probabilmente la più bassa in campo ha veramente adesso anche una botta per Giulia Maffeini. Però Marcello, non so se puoi essere d'accordo con me, va bene, sarà atletica, colpo di reni, rapida, ma il taglia fuori? Su quello bisognerebbe concentrarsi un po' di più, soprattutto per la sua dieta marcatrice, perché in realtà stanno facendo un ottimo lavoro Sarni sulla giocatrice portoghese, ma Giulia Maffeini se arriva con quell'esplosività, con l'esplosività che arriva al rimbalzo offensivo è veramente difficile contrastarla. In lunetta invece la giocatrice con la maglia numero 2, intanto è entrata poco fa, si tratta di Giulia Rossi, classe 1994, anche lei giovanissima, e come vedete un buon impatto sul match con il primo dei due tiri liberi che vanno a segno e che portano Milano a quello che è di fatto il massimo vantaggio del match, 3 punti, perché Milano è sempre stata bene o male, se non sotto, avanti di massimo una lunghezza. Più 3 dunque per Milano, è entrata anche in casa Virtus la nostra Valentina Mura con la maglia numero 10, la vedete, Valentina Mura che commette l'errore, se proprio vogliamo continuare ad analizzare basket spicciolo, di smettere di palleggiare. Esatto, mai smettere di palleggiare, perdiamo comunque Valentina Mura vista anche la giovane età. Fortunatamente riesce nonostante sempre la giovane età, con un po' di esperienza, a buttare la palla sul ginocchio dell'avversaria e a guadagnare una rimessa laterale, uscendo così da una situazione difficile. E ora vediamo che è una palla quasi recuperata da parte di Giulia Maffeini. Ottimo 1-2 per Sarni che aveva effettuato la rimessa e va a tirare sfortunata anche in questo caso. L'impatto di Sarni è stato decisamente positivo, si è però poi un tantino offuscata in questa fase finale del match. A tuo parere è più per un problema suo offensivo o perché hanno preso le misure nel pitturato? Secondo me si sta impegnando veramente in moltissime fasi difensive a contenere la giocatrice portoghese, che dopo un inizio in cui è stata abbastanza pericolosa, è un canestro anche in questo momento, è stata ben contenuta dalla giocatrice portoghese, dalla giocatrice sarda, e ricordiamo infatti che ha fatto i 3 falli tutti sulla Sarni, sia in attacco che in difesa. Ed eccola qui Sarni, no, anzi Sabrina Pacilio che riceve palla proprio dall'ultima arrivata in casa Virtus, anche qua una piccola forzatura, pallone toccato per ultimo da Sarni, secondo il direttore di gara, e dunque nuovo attacco per Milano. Non è molto d'accordo in questo caso Gianni Montemuro, che dice se ne è sembrato col gomito che avesse toccato la giocatrice in maglia bianconera, anzi in maglia nero-arancione. Maffeini poteva qua forse, anzi aveva tutto lo spazio per cercare il tiro di sospensione. Scarica invece, cerca l'assist per la sua compagna di squadra per la lunga, il pallone è stato però sporcato e forse era anche un po' corto e viene intercettato dalla squadra avversaria. E Milano comunque che sorniona pian pianino, macina un po' più di gioco rispetto alla Virtus, che si sta intimidendo. Anche in questa occasione poco decisa la penetrazione di Valentina Mura. Dicevo, Milano che adesso è in vantaggio di 5 lunghezze, 23-18. Se consideriamo il fatto che il primo quarto si era chiuso 18-15 per la Virtus, vuol dire un parziale di 8-0 a cavallo all'inizio del secondo quarto da parte di Milano, e di conseguenza diciamo che piccolo e iniziale momento di offuscamento da parte di la Virtus, e una penetrazione ancora di Milano che porta a 10 questo break. Quanto ha accelerato Martelliano con la mano sinistra, anche in questo caso non sembrava avesse questi numeri, invece ha spinto moltissimo facendo anche un'altra cosa importante, ha aumentato la velocità proprio avvicinandosi al canestro, quello che in genere poi invece molti non fanno, che poi spingono subito e poi commettono l'errore di arrivare un po' scarichi a canestro. Importantissimo canestro di Valentina Mura anche in termini di fiducia, l'avete vista, il labiale è stato eloquente, alleluia di Valentina Mura per il primo canestro che riporta la Virtus a sole 5 lunghezze di ritardo. Entra intanto una nuova giocatrice per Milano, si tratta della giocatrice con la maglia numero 5, ossia Ludovica Rossini, anche lei iper giovanissima, classe 97, ma è anche il momento di dare qualche minuto certamente di riposo a Sabrina Pacilio. Pronto il cambio e per rivedere nuovamente dentro Mia Masic. Valentina Mura adesso deve essere brava a chiudere con l'unplane, col tiro supplementare, lo fa. E dunque 3 punti per Valentina Mura che valgono il 25-21 più 4, anzi meno 4 se lo si vede sul fronte Virtus, per la formazione di Gianni Montemurro. Palla ancora per Milano, ancora dal perimetro, brava Giulia Sarni a giocare d'anticipo lì sotto i vetri, poi però la coperta è un po' corta, nel senso che se non viene aiutata dalle compagne o si va sulla palla o si tiene a bada la giocatrice. In questo caso brava Milano, non altrettanto fortunata per trovare
il canestro e la Virtus può ripartire. C'è stato un cambio difensivo in quella situazione, ora intanto tiro di Mijamasic. C'è stato un cambio difensivo che ha liberato la giocatrice portoghese di Milano, che per sua sfortuna non è riuscita ad andare alla conclusione in maniera efficiente. Adesso c'è un 1 contro 1 e la palla arriva alla giocatrice portoghese sotto canestro, che si libera molto bene e sbaglia di nuovo. Hai citato prima l'1 contro 1, io vedo un macroscopico mismatch là sotto i vetri, c'è Valentina Mura che ha avuto il compito a lungo, adesso però c'è stato il cambio difensivo, di provare a limitare le giocate di una non irresistibile Cecilia Albano che anche nell'occasione precedente è penetrata, poteva forse appoggiare in tiro rovesciato, invece ha ridato la palla fuori. Anche Milano pecca un po' in determinazione. Sì, anche Milano sta peccando un po' di determinazione. Vediamo che rispetto al quintetto iniziale sono rimaste in campo soltanto Giulia Maffeini e Joao Silva, e adesso Milano va abbastanza, anzi troppo facilmente a canestro, e c'è il secondo time out da parte della Virtus. Quanto è arrabbiato Gianni Montemurro, perché in questo caso blackout di tutte le rotazioni difensive. Può ripartire la Virtus con l'attacco di Mijamasic, mancano intanto 3 minuti, 27-21, Milano continua a essere avanti, a rintuzzare ancora il suo vantaggio con 6 punti di vantaggio. Milano rintuzza il suo vantaggio, ma adesso la palla è la Virtus, ottima azione da parte della numero 25 che va alla conclusione. Probabilmente c'era un fallo, la conclusione è stata forzata, ma probabilmente c'era un fallo e il fallo viene fischiato in questo momento a Valentina Mura. Fallo a favore di Milano, una spinta da parte di Valentina Mura nel tentativo di recuperare la palla, e c'è un cambio e rientra in campo la giocatrice numero 8, la giocatrice Paciglio, rimessa per Milano da parte di Rossini, e Milano si porta in vantaggio. Nel frattempo è uscita anche Giulia Maffeini, la capitana di Milano, adesso ancora parte azione d'attacco di Milano, dovrebbero andare a cercare passi per Milano. Secondo me è stato un errore nel non andare a cercare la giocatrice portoghese, che spalle a canestro aveva trovato una posizione di vantaggio rispetto a Giulia Sarni, ma fortuna per la Virtus questo non è avvenuto. Ancora palla Giulia Sarni, che sempre più spesso stanno utilizzando come centroboa per portare avanti la palla e eludere il pressing che viene effettuato sulle giocatrici che solitamente portano palla a parte della Virtus. Ottima palla di Giulia Sarni, finta, palla e canestro buono, veramente ottima palla di Giulia Sarni per la Carolina Scibelli, che trova un canestro là sotto, e la Virtus rientra in partita, si porta a -4. Ora ci sarà il tentativo da parte di Scibelli di convertire il tiro libero per il -3. Fortunatamente dopo un momento iniziale di appannamento in questo quarto da parte della Virtus, ovviamente il tiro libero non viene convertito. Dicevo, dopo un momento iniziale da parte della Virtus dopo un momento iniziale di appannamento da parte della Virtus c'è stato si sono riprese e sono ritornate a -4. 27-23 per Milano, 2 minuti e 4 ancora da giocare prima di un intervallo lungo che permetterà alle due formazioni di fare un po' di ordine. Guarda che brava in questo caso Sabrina Paciglio. Veramente ottima difesa sulla giocatrice portoghese, sfortunatamente è ottimo rimbalzo da parte di Valentina Mura, la più piccola in campo, fallo, veramente ottimo rimbalzo per Valentina Mura, che nonostante sia la più piccola in campo cede tra i 20 e i 25 cm delle giocatrici con cui ha conteso questo rimbalzo, è riuscita a strappare la palla e a partire contropiede, che è stato bloccato da un fallo da parte di Milano, che è in bonus. Di conseguenza ci sarà un tiro libero per una Virtus che in questo momento finale, dopo le strigliate di Montemurro, probabilmente si è svegliata e di conseguenza sta trovando un ottimo recupero nonostante l'errore della Non è fortunata Valentina Mura in questo primo dei due liberi. Ma invece dentro il secondo, la Virtus dunque rimane agganciata a poco meno di 2 minuti dalla fine di questa seconda frazione. La Virtus è sì in ritardo, ma lo è di solo 3 lunghezze, 27-24, la palla sotto, brava, e a me è sembrata un'infrazione di pass. Anche a me è sembrata un'infrazione di pass, è stata un'ottima azione da parte di Milano, che ha trovato un ottimo angolo
per la ricezione del lungo e un ottimo taglio di Giulia Maffeini, che probabilmente con un passo in più ha trovato la via del canestro. Ora 1 contro 1 a parte di Mia Masic, che cerca una palla molto forzata, probabilmente sarebbe stato meglio un passaggio schiacciato, e quindi una palla recuperata da parte di Milano, che sul più 5 si appresta a concludere questa azione. Con 12 secondi da giocare, l'attacco di Gomez, ancora il raddoppio difensivo, la palla poi arriva tra le mani della giocatrice col maglia numero 15, subisce poi il fallo della Virtus ed è il momento in casa Virtus della giocatrice numero 15 Valentina Lusso, classe 1994, una ottima capacità di Gianni Montemurro, anche quella di rendere protagoniste e coinvolgere un po' tutte le giocatrici del roster, anche le giovanissimi, con importanti minuti durante tutto il match. Valentina Mura, palla per Carolina Scibelli, da dietro l'arco esce dal blocco Sabrina Pacilio, non riesce a dare la palla sotto. Sarni contro Gomez, l'1 contro 1 di Scibelli, che forse subisce anche fallo con la gamba. Non è della stessa opinione il direttore di gara, allora può ripartire Milano con Rossini e il fallo palese di Valentina Lusso, una vera e propria spinta da dietro di Valentina Lusso. E dunque altri 2 tiri liberi per Milano quando mancano 36 secondi da giocare, con la Virtus in ritardo di 5 lunghezze. C'è un tiro libero per la numero 5 della compagine milanese, che sporta la sua squadra sul più 6. Ripetiamo la nuova entrata su fallo della nuova entrata Valentina Lussu. Secondo tiro libero e canestro da parte di Rossini. Mette a segno dunque anche l'altro tiro libero. 31-24, il maggior ritardo della Virtus coincide fortunatamente con l'intervallo lungo, perché la formazione di Montemurro potrà andare negli spogliatoi per cercare di comprendere il perché di questo leggero calo. E guardate quanto è brava Maffenini in questo caso. Si giocherà dunque sino alla fine di 11 secondi, la palla è per Maffenini, che chiede l'1 contro 1, il raddoppio, addirittura quadriplicata la difesa. Molto brava la Virtus in questo caso, la palla arriva alla fine nelle mani della giocatrice con la maglia numero 17 Cecilia Albano. Davvero in questo caso Milano è stata più brava della Virtus. Milano dunque merita di andare negli spogliatoi in vantaggio di 9 lunghezze, 33-24. Per noi ovviamente 5 minuti di stop e poi nuovamente qui a raccontarvi Virtus Cagliari, Sanga Milano. 9 punti da recuperare per la Virtus in questa seconda parte di gara, 10ª giornata d'andata. Virtus Cagliari, Sanga Milano, la rimessa è affidata alla Virtus Cagliari, 33-24 come detto il risultato. Dunque si torna a giocare, la Virtus ha avuto una piccola flessione nella fase finale della gara, inizia però molto bene, lo fa con un canestro di Giada Ballardini, un canestro non facile, è stata molto brava andando dentro e a appoggiare a tabellone. Martelliano intanto, la palla è sotto per la portoghese da Silva Gomez, ancora Martelliano, c'era il tentativo di pick and roll decisamente in ritardo, in questo caso Gomez subisce poi il fallo di Carolina Scibelli, andrà però ancora rimessa con soli 5 secondi da giocare. La rimessa è affidata a Martina Piccotti, in questo caso il pallone è troppo corto in questo caso, anzi troppo lungo, anzi decisamente fuori tempo, e così può ripartire la Virtus con Scibelli che però ha le gambe scariche in questa occasione. Riparte Martelliano, un 1 contro 5, anche in questo caso la scelta, la lettura non è delle migliori. La lettura è stata dei migliori, anche perché la giocatrice Milano aveva la possibilità di andare direttamente a canestro, ha reso la palla a Giulia Martelliano, che era comunque ormai, aveva perso inerzia, aveva perso velocità e quindi di conseguenza ha dovuto fare i conti con l'altezza limitata rispetto alle giocatrici della Virtus che stavano rinvenendo, e Giulia Sarni ha effettuato una stoppata con recupero e ha fatto partire subito il contropiede. Una bella funzionalità delle dirette streaming è anche quella di poter sentire magari ciò che dicono coloro che ci stanno seguendo. Ricordiamo che sul canale YouTube Diretta Sport Live TV è anche possibile commentare la prestazione delle due formazioni in campo, e allora noi per primi siamo curiosi di capire come vedete questo match e magari come pensate possa finire questa quart'ultima giornata di ritorno della fase regolare della Serie 2 femminile tra Virtus Cagliari e Milano. Tornando invece su quanto sta succedendo sul parquet, l'1 contro 1, e anche in questo caso
non si intendono le due giocatrici, Pozzecco e Maffenini. È brava però anche Sabrina Pacilio a mettersi sulla linea di passaggio e dunque intercettare questo pallone. Ma ancora Maffenini, la palla sotto per Gomez da Silva, che poi subisce il fallo di Giulia Sarni, e si tratta del secondo fallo personale di Giulia Sarni. Momento di stallo di questo match. 7 punti di vantaggio ancora per Milano, 2 minuti sono passati dal ritorno in campo delle due formazioni. Insomma, sta un po' succedendo quanto era successo nei primi minuti del match. Sì, in effetti dall'inizio della partita ormai quasi 2 minuti sono passati, c'è stato soltanto un canestro della Virtus durante la prima azione da parte di Scibelli. Per il resto abbastanza confusione, con tanti tentativi di contropiedi che non sono andati a buon fine. Ora c'è stato un piccolo break a causa di il campo leggermente bagnato, e ora riprende la partita con la Milano in possesso di palla, che con fortuna riesce ad andare alla conclusione e a effettuare il canestro del pareggio per quanto riguarda questo quarto. Torna a più 9 Milano, 35-26. La Virtus deve essere, se vogliamo, brava a rimanere agganciata sino alla fine, provando magari poi ad aumentare la velocità. Sarni l'1 contro 1, brava, molto brava in questo caso Giulia Sarni, per nulla spaventata, anche perché anche lei ha ottima fisicità, della statura, del peso di Gomez da Silva, e trova un bel canestro in allontanamento che vale il -7 per la Virtus. Brava in questo caso sull'1 contro 1, chiede l'aiuto difensivo Giada Ballardini, purtroppo pesta per la Virtus, pesta la linea di fondo Mia Masic, e dunque nuovo attacco per Milano. Intanto non so se l'ho notato solo in questo momento, il tabellone alla nostra destra è spento, non so se prima onestamente fosse acceso oppure no, forse era spento anche prima. Allora concentriamoci solo su quello alla nostra sinistra, che dice 7 minuti e 29 secondi da giocare, più 7 per la Virtus, un fallo per squadra e rimessa per la formazione milanese, ma l'arbitro si è avvicinato al tavolo per comprendere cosa possa essere successo. E allora 8 secondi da giocare, in effetti il display dei 24 secondi ci aveva in qualche modo ingannato, perché segnava proprio 24 secondi da giocare, invece sono 8 e Maffenini a trovare un canestro impossibile, che vale nuovamente il più 9 per Milano. Quando Giulia Maffenini riesce a trovare, avendo un primo passo veramente importante, quando riesce a trovare un po' di spazio per poterlo mettere in atto, è veramente quasi imprendibile per la sua dieta marcatrice. Ora c'è un errore di Mia Masic, c'è un ottimo rimbalzo di Sarni, che sta avendo veramente un ottimo impatto in questo terzo quarto, sta lavorando per le compagne e sta costringendo Gio da Silva ad avere maggiore attenzione in difesa. Prima ha fatto un bellissimo canestro, anche sfruttando il fatto che, avendo già 3 falli, la giocatrice portoghese, non volendo sfruttare il terzo, può attaccare con un po' più di libertà, e probabilmente la Virtus dovrebbe anche cercare un po' di più Silvia Sarni da questo punto di vista, sfruttando i falli della giocatrice portoghese. Buona ombra invece Carolina Scibelli, che è la bocca di fuoco di questa squadra, lo è stata più volte, non sta riuscendo, perché è ben limitata dalle avversarie, a trovare canestri, i suoi soliti canestri anche di vigore atletico e di agonismo, soprattutto sotto il tabellone. Qua regala la palla Ballardini a Maffenini, Pacilio è costretta a fermare l'irruenza in contropiede di Maffenini facendo fallo, ed è per lei il primo fallo personale, quindi ha fatto bene a spendere questo fallo la guardia campana, vero punto di forza di questa Virtus. Maffenini in rimessa, 37-28, 6:45 da giocare. Pozzecco, Martelliano, esce in punta la giocatrice Martina Picotti, poi la palla arriva nuovamente nelle mani di Pozzecco, pallone anche in questo caso corto, più veloce
a recuperare palla Ballardini che spinge o prova a farlo in contropiede, pallone per Miamasic, c'era Sarni, secondo pallone di fina regalato dalla Virtus, e regalarlo a Maffenini, o meglio permettere a Maffenini di intercettare sulla linea di passaggio questo pallone significa di fatto regalare non 2 ma 3 punti. Doppio errore da parte di Miamasic, prima la palla persa abbastanza telefonata e successivamente il tentativo di andare a stoppare una giocatrice molto più atleticamente dotata ha portato al fallo e il canestro buono da parte della giocatrice milanese. In quella situazione probabilmente Miamasic, viste le capacità atletiche della Maffeini, o riusciva a mettersi tra lei e il canestro oppure probabilmente sarebbe stato meglio lasciare andare la giocatrice milanese, non arrivare al contatto fisico. Tiro supplementare per Giulia Maffenini, protagonista prima di un bel anticipo sul passaggio della Virtus, canestro, fallo subito e adesso anche il tiro supplementare che vale il più 12 per Milano che dunque pian piano sta provando a prendere il largo in questo match dopo una prima metà di gara dove la Virtus è stata comunque molto brava a rimanere agganciata. Pacilio un po' lento questo tentativo di gioco spalle a canestro, fortunatamente qua è fuori misura il passaggio per Martina Piccotti e dunque nuovo possesso per la Virtus. Sì, fortunatamente questo passaggio è stato troppo lungo, la Virtus recupera e si appresta a effettuare una nuova azione offensiva con la palla in mano a Giulia Ballardini. Cercano la Sarni che, come dicevo prima, fallo infatti sulla passi, scelta in realtà abbastanza discutibile da parte dell'arbitro, avrei detto un fallo decisamente prima sul tentativo di rubare la palla a Silvia Sarni, però palla recuperata da parte di Milano che ora vede un 1 contro 1 da parte di Giulia Maffeini che sta prendendo abbastanza in mano la partita. Ottimo anticipo di Sarni e recupero. Qui Scibelli si addormenta perché era ripartita intanto colei che è entrata soltanto adesso, parlo ovviamente di Giulia Ridolfi, che adesso ha la palla desiderosa di mettere dentro la prima tripla. Qua però è un po' successo quello che non si dovrebbe fare sui campi di basket, no? Essendo uno sport di situazione si dovrebbe leggere la situazione e poi fare la scelta. In questo caso la mia sensazione è che Ridolfi covasse il desiderio di tirare. Sì, probabilmente aveva deciso già quando la sua squadra aveva recuperato palla di effettuare quella conclusione e l'avrebbe fatto a prescindere da chi si fosse trovata davanti. Fortunatamente per la Virtus c'è stato un rimbalzo offensivo e un canestro che però è stato annullato quasi dal canestro nell'azione successiva da parte di Milano. Ora una difesa forse un po' troppo fisica da parte di Giulia Martellini, che comunque si sta rivelando un'avversaria veramente ostica da parte difensiva. Sembra che Milano in questo inizio di tempo abbia qualcosa in più dal punto di vista dinamico. Rughiamo sulla panchina intanto, sul roster della Virtus, perché con il numero 9 Beatrice Mastio l'abbiamo vista poco prima in campo, con il numero 10 Valentina Mura, Valentina Lusso, queste sono le 3 giocatrici entrate in campo, anche Giulia Ridolfi. E sì, rimane solo il capitano Eleonora Fava, che probabilmente ancora una volta è presente solo a onor di firma. In ogni caso Milano è sì avanti, ma non lo è in maniera così prepotente. 44-32, punteggio anche abbastanza basso, più 12 per la formazione di Ugo Franz Pinotti e nuovo possesso ospite con 14 secondi da giocare, con coach Pinotti che chiede che la rimessa venga effettuata da Martelliano proprio per farla arrivare a Maffenini, che è lestissima, davvero velocissima a uscire dai blocchi e andare a conquistarsi questo pallone. Peccato perché Gomez non capitalizza quanto di buono costruisce. Già, nonostante l'ottima penetrazione non è riuscita a arrivare alla conclusione. Sempre più spesso però la Virtus sta facendo portare palla a Silvia Sarni, che ora aveva trovato un'ottima posizione sotto canestro. Probabilmente effettua un fallo in attacco, però nonostante tutto la Virtus riesce a mantenere il possesso della palla, trova una conclusione ravvicinata e siamo sul meno 10 per avvantaggio di Milano. C'è qualche accorgimento tattico in casa virtusina, perché la sensazione è che stiano tenendo qualcosa di più, ma adesso io non so se sia
più colpa di Ballardini, più merito di Maffenini, però insomma terzo pallone regalato. Sì, terzo pallone regalato, o in realtà io ci vedo tanto merito da parte di Giulia, della Maffenini, che sta probabilmente con l'andare della partita prendendo sempre più il controllo fisico e atletico da parte della partita, mentre molta pressione praticamente dall'inizio dell'azione, spesso riesce a recuperare dei palloni, e le giocatrici della Virtus quando vedono Giulia Maffenini molto spesso tentano di passare un pallone magari in lob, sapendo che le sue caratteristiche atletiche gli permettono di recuperare un pallone anche in posti dove non sempre è possibile. Ci prendiamo 20 secondi di pausa e poi nuovamente qui con voi. 2 per Milano e 12 punti da recuperare. Anche la situazione falli è un po' indicativa del momento non facile che la Virtus ha avuto soprattutto all'inizio di questa terza frazione. Ora però c'è Maffenini in lunetta e mette a segno il primo dei 2 tiri liberi. Più 11 Milano, Montemurro continua a caricare agonisticamente le sue giocatrici ed è un altro grande merito dell'allenatore friulano di Pordenone, che ha 55 anni, che ha preso il posto di Nello Schirro in questa travagliata stagione. Un coach di grande esperienza con panchine di buon livello tra B e C maschile come Martina Franca, Cecina, Campobasso, fino poi all'approdo in Sardegna alla Russo Cagliari, per poi chiudere l'accordo nella scorsa stagione anche con l'Accademia Basket Sustento. Insomma, peraltro una stagione chiusa al secondo posto nella C regionale, per poi arrivare in Virtus dopo il recente impegno, peraltro mantenuti con grande professionalità e diligenza, con le formazioni giovanili dell'Esperia Cagliari. Brava Sarni, ma non al punto tale da chiudere la sua consegna, quella di strappare pallone, e poi però commette fallo. Ti vedo non particolarmente convinto, forse una punizione un po' eccessiva. Una punizione un po' eccessiva in primo luogo perché comunque la giocatrice di Milano si era messa in una situazione in cui probabilmente non andava tutelata così tanto. In secondo luogo perché obiettivamente Silvia Sarni stava cercando di rubare la palla e non ho visto un gran contatto con il corpo, comunque con le braccia dell'avversaria, però ovviamente ciò che fischia l'arbitro è quello che l'arbitro è più vicino di noi, di conseguenza avrà visto bene. È il momento di Angelica Tibe con la maglia numero 21, un'altra giocatrice giovanissima, una classe 96. Intanto Milano sbaglia uno dei 2 tiri liberi e dunque può ripartire con Ridolfi, che viene raddoppiata. La palla arriva nelle mani di Carolina Scibelli, anche in questo caso stava per intercettare Martelliano, e Maffenini fa davvero l'unplane, continua ad incrementare il suo scout di palle recuperate, un po' per demerito della Virtus, che telefona più volte questi passaggi, un po' soprattutto, anzi direi, per la maggiore rapidità di gambe e di testa della giocatrice milanese con la maglia numero 10. Valentina Mura per Giada Ballardini. Occorre qualche istante di recupero, soprattutto per la giocatrice numero 14, prima di disputare l'ultimo quarto, quello decisivo. La Virtus deve recuperare 12 punti. Valentina Mura entra in campo e marca la numero 2, la Rossi, palla in attacco per Milano. Ritornando alle palle recuperate di Giulia della Maffeini, probabilmente le sue caratteristiche atletiche sono veramente di parecchio superiore alla media di questa partita, quindi diciamo che è tanto merito suo per quanto riguarda le palle recuperate, e probabilmente la Virtus potrebbe effettuare dei passaggi un po' più tesi, soprattutto quest'ultimo passaggio sul fondo andare effettuato con un po' più di forza. Magari un passaggio schiacciato lì non era la scelta migliore. Un'altra penetrazione di Giulia Maffeini, che recupera comunque palla con una rimessa laterale. Allora la Martellini sul piede perno, ancora palla Maffeini che effettua un tiro a 3 allo scadere dei 24 secondi, ma ancora una palla recuperata a Milano, che sembra che in questo frangente di partita abbia qualcosa in più dal punto di vista agonistico rispetto alla Virtus. Ottimo anticipo di Sarni, che in realtà sta avendo un terzo quarto veramente notevole, probabilmente la migliore in casa Virtus, soprattutto in chiave difensiva. Anche in questo caso brava d'anticipo a recuperare e poi subire anche il fallo. Mura, Pacilio, poca collaborazione da parte delle compagne
In questo caso la Virtus si affida alle giocate singole, scarica la palla sperando poi nel guizzo della singola. Anche in questo caso Sarni ha alzato la testa, ha cercato le compagne tutte ferme e allora ha provato la scelta personale. 1 minuto da giocare in questa terza frazione, 46-34. Maffenini, che peraltro non siede in panchina neanche un istante, questo dimostra quanto sia imprescindibile nel gioco voluto da Ugo Franz Pinotti. Ancora pallone per Maffenini, il blocco decide invece Maffenini di andare in 1 contro 1 e addirittura viene fischiato un fallo antisportivo a Giulia Ridolfi. Lascio a te la lettura di questa scelta arbitrale. Sinceramente sì, da quello che vediamo da come sono messe le giocatrici, fischiando un fallo antisportivo obiettivamente non riesco neanche bene a capire perché l'antisportivo era comunque un'azione di gioco. Giulia Maffini aveva iniziato al terzo tempo, non ho visto particolare violenza, non ho visto un particolare atteggiamento antisportivo tipico di questi tipi di falli. Sinceramente non sono d'accordo con la chiamata del fallo antisportivo. Secondo tiro da parte di Giulia Maffini che sbaglia il primo, non mi viene proprio in mente il perché abbia potuto fischiare un fallo antisportivo. Probabilmente ha visto nell'arbitro il tentativo di fallo con giocatrice battuta, ma mi è sembrato un legale tentativo di recuperare la palla con un fallo, per carità. Il fallo è indiscusso, l'antisportivo no. In ogni caso Giulia Maffini realizza uno dei due e basta. Valentina Mura in difesa e poi c'è il raddoppio sul quale non riesce ad arrivare Sabrina Pacilio. Brava in questa occasione, brava un po' tutta la Virtus, schizza via la palla dalle mani di Angelica Tibe, finisce dunque fuori. La Sarni è praticamente presente in ogni singola palla recuperata da parte della Virtus, è salita sulla tre quarti campo nonostante sia la lunga della squadra, è salita sulla tre quarti campo per aiutare il pressing del playmaker, che adesso trova un'ottima palla, e allo stesso tempo è andata a chiudere il passaggio verso il lungo, è veramente ottima in fase difensiva. Io qua ho visto almeno 3 falli, 2 per Milano, 1 per la Virtus in questa tentativo di ripartenza di Sabrina Pacilio, però strano, c'è stato in effetti anche l'urlo arrivato dalla panchina di Gianni Montemurro che dice ma come facciamo a non fischiare? Chiedo intanto ad Alessandro Faris di andare a indugiare proprio sul coach della Virtus, che anche il vice Claudio Capelli dice almeno uno dei 2 falli fischiali, insomma in effetti anche a noi è sembrato così. Per noi altri 40 secondi di stop e poi ultimi secondi di questa terza frazione. 7 secondi per la Virtus per provare a rintuzzare questo svantaggio che è di 15 lunghezze, 49-34. Intanto non capisco cosa sta succedendo perché il tabellone segnava 17 secondi probabilmente, e allora chiediamo venia perché era terminata la terza frazione e noi chissà perché a me era sembrato un time out. Vabbè, chiediamo venia dunque agli ascoltatori di Diretta Sport.it, di SerenoSport.com. Quarta e ultima frazione per la Virtus, che inizia nel migliore dei modi per la Virtus. Il pallone di Scibelli si arrampica prima sul tabellone poi sul ferro e regala alla Virtus 2 punti che rianimano la formazione di Montemurro, che con il tiro supplementare di Carolina Scibelli un po' in ombra quest'oggi potrebbe addirittura riavvicinarsi a 12 lunghezze di ritardo. E proprio così. 49-37, un'intera frazione da giocare per la Virtus per cogliere l'impresa nell'impresa. Sì, il quarto è iniziato veramente nel migliore dei modi con 3 punti subito recuperati da parte della Virtus. Ora Milano che ha rimesso in panchina la giocatrice portoghese, cerca di far girare la palla, prende ovviamente la partita palla a Giulia Maffeini, che ha veramente queste capacità atletiche. Brave, molto importante questo recupero per limite di tempo. Scadono i 24 secondi della Virtus, non è bastato il primo passo di Maffenini, è stata molto brava Pacilio a raddoppiare sulla guardia milanese e dunque 3-0 il parziale di questa frazione, più un pallone recuperato per la Virtus. Mura, Scibelli, ancora Mura, pallone per Pacilio, la palla finisce nella gamba della numero 21 Angelica Tibe ed è ancora della Virtus che però ha 12 secondi.
stavo riflettendo sul fatto che Valentina Mura sia veramente, nonostante la giovane età, molto sicura con la palla in mano e sia una delle poche a cui Giulia Maffenini non è riuscita a recuperare un pallone. Ora 1 contro 1 veramente eccellente da parte della Sarni, che andrebbe probabilmente servita un po' di più in fase offensiva, anche per premiare la fase difensiva veramente notevole che sta avendo per tutta la partita. Capisce l'antifona Ugo Franz Pinotti e richiama sul cubo del cambio. Veramente ottima azione atletica da parte di Valentina Mura, che stoppa il lungo di Milano nonostante l'altezza veramente limitata, e sembra che la Virtus, che sia partita con un 5-0 in questo quarto, abbia cambiato marcia. Chissà che la strigliata a fine quarto dei Montemuro, sia per le giocatrici e anche qualche parolina all'arbitro è stata detta, non abbia sortito l'effetto sperato. Vediamo un atteggiamento fisico veramente superiore. Altro canestro, veramente bellissima azione da parte della Virtus, e costringe al minuto Milano. Veramente ottimo inizio con un parsei 7-0 da parte della compagine sarda. La Virtus riprende vita, deve recuperare solo 8 punti, per noi ancora un minuto di pausa. 49-41, 8 minuti da recuperare, come detto, 8-14 da giocare. La pressione di Valentina Mura su Federica Pozzecco. Intanto si accende anche il numeroso pubblico di casa Virtus. Martelliano, ancora l'ottima difesa della Virtus, recupero di Pacilio, 7-0 il parziale per la Virtus. Scibelli all'urlo Virtus, pallone per Pacilio, penetrazione un po' troppo forte, questo pallone appoggiato a tabellone da parte di Pacilio, ma la scelta offensiva era quella giusta. Pozzecco, pallone per Picotti, Martelliano, il raddoppio di Scibelli che commette decisamente fallo, mazzata col braccio, e dunque terzo fallo personale per Carolina Scibelli e 14 secondi da Milano per chiudere l'azione offensiva. Palla per Milano sulla rimessa laterale. Il fallo di Scibelli era abbastanza palese, non tanto con la mano con cui è andata a cercare palla, quanto con l'altra e con la gamba, con la mano sinistra con cui è andata a colpire l'avversario. Ora, nonostante non ha... Attenzione perché è caduta Maffenini. Brutta situazione, probabilmente si è distorta il ginocchio. No! Sì, Giulia Maffenini a terra. A me sono sembrati invece crampi. Mi è sembrato tenersi il polpaccio, infatti mi sa che è proprio così. Infatti si rialza prontamente. Probabilmente crampi per Giulia Maffenini, e aggiungo meno male, perché è davvero uno spettacolo vedere questa giocatrice in campo, anche in questo caso l'1 contro 1 facile a canestro per lei. Chiede semplicemente, probabilmente chiederà qualche minuto di riposo. Al suo posto entra la giocatrice con la maglia numero 2, Giulia Rossi. Io mi auguro veramente che siano crampi. Dalla dinamica della situazione non mi sono sembrati crampi, visto che è successo tutto in una fase di salto e comunque si tiene la parte anteriore della gamba. Speriamo veramente però siano crampi, perché è veramente uno spettacolo. L'azione con cui si è, diciamo, infortunata ha avuto un primo passo bruciante, nonostante non sia mai uscita praticamente all'inizio della partita. Valentina Mura sta avendo un impatto sulla partita veramente importante, un playmaking ottimo, e poi il terzo rimbalzo offensivo dopo la stoppata a lungo parte della partita, veramente importante. Ecco, adesso la Virtus deve essere brava, in questo senso mi è sembrata brava a non subire il momento di stop del match, che potrebbe in qualche modo aver raffreddato il gran momento della formazione di Montemurro. Così è sembrato. Peccato però, perché quest'ultimo pallone per Sarni era forse un ulteriore passaggio forzato, avrebbe forse potuto direttamente tirare Giulia Ridolfi. Comunque la Virtus è lì con 10 punti da recuperare a 6 minuti e 26. Palla in attacco per la Virtus in mano alla Mura, che gira la palla verso la Sarni. Cerca la Pacino, che mette un ottimo tiro dalla media, e a 6 minuti
abbondanti sul fine della partita. La Dinamo si porta ancora sotto la doppia cifra di vantaggio. Palla in attacco per Milano, vediamo in piedi fortunatamente Giulia Maffeini. Palla in attacco per Milano. 1 contro 1 di Pozzecco, brava Valentina Mura, brava anche il raddoppio di Scibelli, arriva anche Pacilio, ha tutto il tempo per caricare la tripla. Piccotti non è però precisa, palla carambola poi in mezzo a giocatrici con la maglia nero-arancio e dunque può ripartire Milano, che però ha solo 8 secondi da giocare. Martelliano che adesso deve prendere un po' le redini del match con l'uscita di Maffenini. Qua il canestro di Martina Piccotti che riporta a debita distanza la formazione della Virtus. 53-43, 5 e 25 da giocare. Ruba palla a Carolina Scibelli, ancora una volta Piccotti. Pozzecco. Pallone questa volta recuperato dalla Virtus con Sarni che si improvvisa anche playmaker a dispetto della sua importante statura. La palla però arriva nelle mani di un playmaker di ruolo, Valentina Mura, che ha lo spazio per tirare, non ne approfitta e il pallone è lungo. Ridolfi. C'è un cambio per Milano, rientra, o meglio esce la giocatrice con la maglia numero 17 Cecilia Albano e rientra con la maglia numero 2 Giulia Rossi, ma c'è il time out chiamato proprio da Milano. Un fallo per squadra peraltro sul 53-43 a 4 minuti e 43 secondi da giocare, dunque c'è ancora tanto da spendere, nessuna delle due squadre è in bonus, a dimostrazione anche di un match estremamente corretto sotto tutti i punti di vista. Piccotti, Maffenini intanto ancora a riposo precauzionale da parte di coach Pinotti e invece in campo la portoghese Gomez da Silva. Il tentativo di tripla di Piccotti non va, il taglia fuori molto ben fatto da Carolina Scibelli e qua peccato, ovviamente palla fuori perché Pozzecco esce dal campo e poi rientra, non è possibile, bisogna perdere il possesso e poi riacquistarlo e dunque la Virtus nuovamente in attacco con Valentina Mura rimessa. Ridolfi, ci vorrebbe magari qualche bella tripla da parte della Virtus, triple che sono arrivate davvero col contagocce in questo penultimo match interno. Ricordiamo che peraltro la Virtus avrà la fortuna di non dover poi più attraversare il mare, visto che l'ultima trasferta di questa fase regolare sarà davvero qui vicino a casa sul campo del San Salvatore Selagius in via Vienna. La Virtus poi tornerà nuovamente in campo sabato prossimo ancora in casa con il Pordenone. Insomma, l'obiettivo era 3 vittorie di fila, non tutto è perduto perché mancano ancora poco meno di 4 minuti e la Virtus può provare a cogliere quella che ho definito l'impresa nell'impresa, perché davvero quella striscia di questi ultimi 2 mesi ha portato la Virtus dall'essere praticamente condannata, disperata e condannata alla retrocessione ad essere assolutamente dentro un tracciato che rende possibile il mantenimento di questa seconda serie nazionale tanto preziosa anche in virtù del momento difficile del Cus Cagliari, che davvero fatica, è ultimo in classifica e farà molta fatica. Ma torniamo su questo match perché Ballardini è bravissima a pescare Carolina Scibelli, a non perdere la testa e a consegnare un facile pallone nelle mani della giocatrice campana. Non so cosa stia succedendo in questo caso a Milano, che stava addirittura rischiando di far trascorrere gli 8 secondi. Trova un canestro Milano con una volta superato il pressing. A mio avviso sta succedendo il fatto che Milano è parecchio dipendente da Giulia Maffeini. Una volta che la Maffeini è uscita vediamo un altro canestro da parte della compagine virtussina e vediamo sempre la difficoltà nel playmaking. Questa volta trovano una soluzione, ma sono sempre molto in difficoltà le giocatrici di Milano, con la Maffeini in panchina che sta prontamente rientrando appunto. Sono sempre molto in difficoltà con la Virtus che ha alzato la pressione. Qua forse c'era un'infrazione di passi. Anche a mio avviso c'era un'infrazione di passi. Comunque palla recuperata da parte della Virtus che può giocare per andare sui 2 possessi
di distanza, palla alla Sarni, va fuori per una penetrazione, palla nuovamente alla Sarni che gioca in penetrazione, bella palla, piazzato e -6 perfettamente in partita, il minuto chiamato, minuto costretto per Milano che sta rimettendo in campo Maffeini, ma vede la Virtus anche galvanizzata da un pubblico che finalmente rientra in partita sul -6. 38 secondi di passione questi in via Pessagno, perché la Virtus c'è ritornata a -6 punti, 55-49, ma sul parquet è ritornata anche Giulia Maffenini per Milano, che ha recuperato da quello che con tutta probabilità è stato un crampo alla gamba sinistra. Martelliano riceve ancora palla dopo averla consegnata a Picotti. Sembra però avere un po' le idee offuscate anche Martelliano in virtù di un pressing da parte della Virtus, e qua sono anche passati forse i 5 secondi di possesso. Di questo si lamenta Gianni Montemurro, ma la Virtus comunque ha guadagnato in ogni caso i 3 punti. Qua Pacilio getta alle ortiche con troppa fretta questo pallone. Stava costruendo bene la Virtus, deve avere la stessa pazienza che ha avuto nella parte finale. Passaggio no look per Scibelli, ottima circolazione, fallo subito da Giulia Ridolfi. Non è dello stesso parere il direttore di gara, insomma era davvero sotto i nostri occhi, è sembrato un fallo sul tentativo di tripla. La palla invece finisce fuori e a 1 minuto e 47 la Virtus deve ancora recuperare 6 lunghezze. La Virtus deve appunto ancora recuperare 6 lunghezze. Vediamo che ormai stabilmente la compagine virtusina effettua un pressing a tutto campo, cercando, in questo caso il pressing porta al fallo, tentativo di anticipo che probabilmente non sarebbe stato meglio comunque restare in una presa difensiva e cercare di far commettere 8 secondi da parte di Milano. Però apprezziamo la volontà da parte della compagnia virtusina di effettuare questo pressing, e comunque nuovamente il pressing, marcatura uomo a tutto campo, che ha fatto recuperare quasi 10 punti alla Virtus in questo quarto. E ha fatto inceppare un po' i meccanismi di costruzione di gioco da parte di Milano, che anche in questa occasione con Federica Pozzecco non riesce a costruire con lucidità, ma si lascia prendere da questa voglia di chiudere la partita che è tutt'altro dall'essere chiusa. 55-49 più 6 Scibelli per Sarni, pallone fuori per Ridolfi, ancora per Ballardini, e il fallo è fischiato questa volta alla numero 4 Federica Pozzecco. Nessuna delle due squadre è in bonus. Montemurro chiama minuto, e allora prendiamoci questo minuto, visto che manca davvero così poco, per provare a capire che cosa Montemurro starà adesso chiedendo alle sue giocatrici. 1 minuto e 18 più 6 per Milano, -6 vedendola sul fronte virtusino per la formazione di Montemurro. Vediamo quale sarà la scelta offensiva e anche quella difensiva. Qua passano i 5 secondi e Montemurro non sa come interpretare questa situazione. Si addormenta Ballardini. Poca presenza di spirito da parte della Ballardini, che invece recupera un'ottima palla e di nuovo la Virtus in attacco. Diciamo che non è stato un fantastico modo per uscire dal time out, sfortunata su questa conclusione da 3, palla recuperata comunque sempre dalla compagnia virtusina. Ottima posizione sul canestro, fallo, peccato per il canestro, ma 1 minuto dalla fine la Dinamo potrebbe andare a -4 con i 2 tiri liberi. La Virtus potrebbe andare a -4, 55-49 a 1 minuto dalla fine, 1 minuto esatto. Scibelli, -5, 55-55 nel silenzio assordante del palarestivo. La palla poi finisce fuori, a me è sembrato oggettivamente spinta da Giulia Sarni, non è così secondo il direttore di gara. E allora dentro per Milano la numero 2 Giulia Rossi, torna invece a sedere in panchina Federico Pozzecco, e con questo importantissimo possesso la Virtus potrebbe addirittura avvicinarsi
tripla di Giulia Ridolfi, ma che peccato questa tripla fuori il ritmo di Ridolfi. Ridolfi ha cercato di mettere definitivamente in partita le sue compagne, prendendosi magari delle responsabilità quando probabilmente sarebbe stato il caso di giocare un po' più con le compagne che avevano un'ottima posizione, erano tutte presenti all'interno dell'area di Milano, probabilmente avrebbero dovuto cercare maggiormente le proprie compagne. Ora c'è un fallo da parte della Ballardini. Vediamo che rientra in campo Valentina Mura per la numero 25. Probabilmente vuole un po' più di playmaking Montemuro. Rimessa per Milano a 40 secondi dalla fine. Palla la giocatrice portoghese, palla Giulia Martellini. Cerca di giocare col cronometro probabilmente Milano, pressing peccato, quasi palla recuperata da parte della Dinamo. Palla 2. Intanto le giocatrici sono a terra, ci sono 25 secondi, Milano è avanti di 55 lunghezze. (55-50), 25 secondi da giocare, ora ci vuole davvero solo e soltanto una tripla per la formazione di casa. Vediamo che tipo di schema chiama Montemurro. Pallone che arriva nelle mani di Valentina Mura, ci vuole la tripla, la cerca Scibelli, subendo anche in questo caso forse fallo, peccato, anche in questa occasione il fallo è fischiato a Ballardini probabilmente. Montemurro chiede ancora forza, crede sino alla fine il coach di Pordenone e chiede anche alle sue giocatrici di fare fallo immediatamente, perché la gara con 16 secondi ancora da giocare per lui non è finita. In realtà ci sembra un po' difficile, qua non si riesce neanche a fare fallo, arriva solo adesso il fallo di Valentina Mura, quando il cronometro si è mangiato ben 5 secondi. E allora Milano con 5 punti di vantaggio sul 55-50 si porta anche in lunetta con Giulia Rossi. Marcello, gara finita? Probabilmente gara finita, non capisco per quale motivo non sia stato fatto fallo subito da parte di Valentina Mura, ma a prescindere da questo, con questo tiro libero si va al +6, con questo tiro libero che sta per effettuare potrebbe andare a 3 possessi di distanza e a 11 secondi dalla fine, vista anche la poca vena realizzativa da parte della Virtus sui tiri da 3 punti. È un'impresa quasi disperata. Palla Giulia Sarni che porta avanti il pallone. Tentativo da 3 punti e anch'esso non positivo. Canestro da sotto, probabilmente troppo tardi e la partita finisce. Finisce così, finisce con la vittoria di Milano che spugna il parquet di Via Pessagno per 57-55. Una Virtus comunque galiarda, sempre in ritmo, una Virtus capace di rimanere praticamente sempre agganciata, anche se con ritardi importanti, soprattutto alla fine intorno alla terza frazione. Intanto io mi avvicino al parquet, ringrazio ovviamente il commento tecnico affidato a Marcello Giano. Vi ringrazio e un saluto a tutti. E andiamo invece a raccogliere soprattutto le opinioni dei due coach, iniziando magari da coach Ugo Franz Pinotti, che prontamente va a complimentarsi con i direttori di gara, ma andremo poi a sentire ovviamente anche coach Ugo Montemurro. Eccoci qua, siamo in diretta streaming su direttasport.it. Coach Ugo Franz Pinotti, insomma una gara che mi è sembrata alla fine essersi complicata un po' più del previsto. Sì, si è complicata più del previsto. Devo dire che Cagliari ha giocato un'ottima partita, cioè niente da dire, ha giocato la sua partita. Hanno messo un po' di pressione, qualcuna delle mie era sicuramente forse con la testa un po', pensava già di aver vinto facile, ma qui contro questo Virtus Cagliari della seconda parte di stagione non bisogna assolutamente, come dire, mollare mentalmente, perché sennò si paga. Questa è un'ottima squadra,
Io sono convinto e me lo auguro che si salvi o comunque che si giochi i play-out tranquillamente, perché ha cambiato volto, cioè da metà stagione è veramente un'altra squadra, avete delle buonissime giocatrici. Oggi ci avete messo veramente in grande difficoltà, noi siamo in un buonissimo momento, devo dirlo, abbiamo 5 vittorie di fila e soprattutto abbiamo questo sogno, insomma, inseguiamo il terzo posto e non vogliamo mollare, per cui ogni giornata una alla volta guardiamo che cosa succede, guardiamo quello che facciamo noi, guardiamo quello che fa Vicenza. Ma devo fare i complimenti a Cagliari perché è un'ottima squadra e ci ha messo veramente in difficoltà. Sulle mie direi bene tutti, molto bene recuperata Rossi, Giulia Rossi, che era un bel pezzo che non la vedevamo così forse dall'anno scorso, e secondo me Lavinia, la nostra straniera, ha giocato una gran partita, all'inizio un po' forse sottotono, un po' in difficoltà, poi è venuta fuori. Maffenini è sempre super, Martelliano fa un lavoro difensivo incredibile, Picotti di grande intelligenza, e nella prima parte devo fare i complimenti alle giovani, Albano ha fatto molto bene, poi alla fine sono ingenuità e manca di esperienza e si perdono dei palloni stupidi. Rossini molto bene, la stessa Tibè, non è facile giocare contro Sarni, per cui brava anche Tibè, lei era un po' sconsolata perché chiaramente ha perso un pallone di troppo, ma va bene, è esperienza, ragazzi, giocare a questo livello contro una Sarni di A1, Angelica voglio dire deve lavorare, ma deve continuare a stare concentrata perché per noi è un'ottima giocatrice. Allora io ringrazio Ugo Franz Pinotti, la rincorsa di Milano dunque verso Crema continua, vado a raggiungere intanto coach Gianni Monteuro che si prende qualche istante di pausa sul match, lo vado a chiamare in diretta streaming su direttasport.it per fare un po' l'analisi su una gara. Ho detto a coach Franz Pinotti, coach, per Milano una gara ben più complicata rispetto a quanto forse si aspettava. No, siamo noi che ci siamo complicati la partita. Purtroppo un po' abbiamo disatteso un paio di cose che avevamo preparato, però quello conta poco, un po' il nostro atteggiamento che è stato così non aggressivo come invece dovevamo a fare, ma non perché la squadra non ci metta volontà, anzi è il contrario, è perché purtroppo perdiamo la testa. Noi abbiamo fatto delle cose così, degli errori sia dal punto di vista difensivo che anche dal punto di vista offensivo, cioè siamo entrati troppo in frenesia, sia appunto in tutte e due le parti, in tutte e due le fasi del gioco, e questo ci ha portato un po' a subire un break che poi è stato comunque importante. Cioè, ripeto, poi tutto quello che fa la squadra in campo come gioco è chiaro che è sotto la mia responsabilità. Forse avremmo dovuto avere, diciamo, l'impeto, la cattiveria che abbiamo dimostrato nella parte finale dall'inizio. Però non ci sentiamo tutelati, perché poi io non so, devo anche capire certe volte qual è il metodo di giudizio. Io sinceramente mi sono lamentato di certe cose perché ripeto, ci sono delle cose che anche, non so, abbiamo visto una palla a 2 chiamata adesso dopo diversi secondi che le giocatrici si contendevano la palla, era una palla nostra, ma ci sono persi 3-4 secondi, era chiaro che, ma adesso attenzione, non voglio dire che abbiamo perso le colpe degli arbitri, assolutamente, è un po' il metro che non capisco, ripeto, è il metro che non capisco perché noi purtroppo siamo un po' troppo fragili quando dall'inizio della partita, come è successo stasera, come è successo a Vicenza, subiamo molto le mani addosso, l'aggressività. Poi è chiaro che io devo capire cosa si può fare e cosa non si può fare. Poi magari ci adeguiamo prima anche noi. Andiamo a noi, comunque abbiamo sbagliato tanto, forse abbiamo perso anche un po', siamo andati in frenesia anche di fronte a qualche errore facile di troppo e a qualche disattenzione. Questo. Coach, adesso 2 gare, contro la tua Pordenone, la cosa buona è che ormai le trasferte non ci sono più, non si deve varcare il terreno, poi ci sarà un San Salvatore Virtus che potrebbe essere un match di sangue perché potrebbe essere molto importante anche questo nell'ipotesi in cui la formazione seragina dovesse essere risucchiata nella corsa a salvezza, ma l'avessi messa alla firma quando sei arrivato su questa panchina di poterti giocare la salvezza con queste ultime 2 gare? Sì, sicuramente, perché io devo dire che le ragazze sono state straordinarie in quello che hanno fatto, perché veramente
continuare a lottare nonostante fossimo a 0 punti, avere quella reazione insomma, che ha portato poi le ragazze a vincere per esempio 2 scontri diretti, ribaltando anche la differenza punti che non erano differenza punti e tanta roba. Adesso però ci stiamo anche rendendo conto che purtroppo quello che abbiamo fatto è sì importante, però non basta. Adesso dovremmo veramente entrare in campo nelle successive partite col coltello tra i denti, sapendo che nessuno regala niente. Certe volte magari vorresti avere la stessa fischiata giusta del piede che ci hanno fischiato prima, giustamente, La stessa cosa magari avremmo voluto vedere a Broni, no? Cioè questo un po', devo dire che c'è anche un pochettino di sfortuna, perché anche certi tiri aperti, sbagliati, qui anche alla fine Ballardini che ha fatto preso un buonissimo tiro, stasera abbiamo tirato malissimo da 3 punti, però in quelli ci sono anche dei tiri aperti, ci sono anche tiri forzati. Ripeto, quello che hanno fatto le ragazze come recupero è importante, eravamo a 6 punti dalla penultima. Adesso però ci rendiamo conto che non basta, insomma, ogni partita, cioè io non faccio programmi oltre la successiva, perché l'abbiamo visto, in questo momento tutte le squadre sono impelagate nel conquistare una posizione che sia play out, play off o salvezza che sia. Va bene, grazie allora a coach Gianni Montemuro, un in bocca al lupo in questa fase finale del match, l'avete visto un po' contrariato per quello che è di fatto il metro arbitrale. Allora io vado a chiudere questa diretta, il Sanga Milano vince 57-52, spugna il Pallasport di via Pessagno, conquista la 5ª vittoria consecutiva che lo avvicina ancora di più in questa corsa di recupero su un Crema che è seconda in classifica. La Virtus invece dovrà giocare ancora 80 minuti, quelli ancora in casa con Pordenone sabato, e poi il match tutto sardo con il San Salvatore Selagis. C'è ancora davvero tanto da decidere in questa corsa a salvezza. Ringrazio per la parte tecnica e le immagini Alessandro Faris, e ovviamente state sempre con noi su direttasport.it, su sardegnasport.com. Il weekend è ancora lungo, sono ancora tantissimi gli appuntamenti anche di basket su direttasport.it. Buon pomeriggio.